Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del nostro telegiornale di oggi. Domani saranno 40 anni dall'uccisione per mano mafiosa del giudice Rocco Chinnici. Questa mattina a Palermo un seminario in sua memoria alla presenza del presidente Mattarella. Dopo i blackout elettrici di questi giorni, a Catania è pioggia di richieste di risarcimento. A Sicilia 24, Confconsumatori spiega quali rimborsi spettano agli utenti rimasti privi del servizio. Dai commercialisti intanto la richiesta di slittamento nel pagamento delle tasse. A Fontanarossa si lavora per il ritorno alla normalità, ma non si placano le polemiche sulla gestione dell'emergenza. Non si può morire di lavoro. La mobilitazione di CGIL e UIL per fermare la spirale delle morti bianche. Mancano gli ispettori ed è impossibile lavorare in condizioni di caldo estremo. Il sit-in nei capoluoghi di tutta l'isola. Catania è in ginocchio per le emergenze, ma la mano dei lavoratori è sempre presente. Nelle cucine della Caritas diocesana, la cantante Malika Yan, che ha annullato un suo evento in città per occuparsi dei pasti per chi ha bisogno. Tutto esaurito e pubblico entusiasta nella Valle dei Templi di Agrigento per la prima data siciliana di Zucchero Fornaciari. Il suo World Wild Tour da questa sera per 3 appuntamenti al Teatro Greco di Siracusa. Calcio, Tabbiani fa il punto dopo i primi giorni di ritiro del Catania in attesa dei prossimi rinforzi provenienti dal mercato. Primo obiettivo, il portiere. Ancora ben trovati dal nostro telegiornale. Domani ricorrerà il 40° anniversario dall'uccisione per mano mafiosa del giudice Rocco Chinnici. E oggi a Palermo c'è stato un seminario in sua memoria alla presenza del capo dello Stato Mattarella, Marco Gullà. Ricordo e continuità a 40 anni di distanza, continuità per il metodo di lavoro che aveva Rocco Chinnici e il messaggio che arriva dal seminario di questa mattina al Tribunale di Palermo alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 40° anniversario dell'uccisione per mano mafiosa del giudice Rocco Chinnici. Domani saranno 40 anni per il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo. Il metodo di Chinnici era innovativo, ancora persistente nonostante siano passati tanti anni. Una giornata ricca di importanza e significato per il figlio di Chinnici, oggi presente al seminario. È nato tutto qui, è nato 40 anni fa al piano di sotto, all'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, quando papà Rocco Chinnici diventò capo dell'ufficio istruzione in una stagione estremamente drammatica. Avevano da poco ucciso Boris Giuliano, Cesare Terranova, erano i primi del 1980 e papà comprese che per contrastare un fenomeno che era sempre più grave, sempre più violento, sempre più potente e anche eversivo, era necessario creare un gruppo di giudici specializzati. Sulle discussioni di cambiare la riforma della giustizia e del concorso esterno, il figlio di Rocco Chinnici risponde così. Io credo che tutto il percorso che è stato fatto in questi anni, che sono stati anche costellati da fatti drammatici come le ben note uccisioni, ma anche il sacrificio di uomini che magari sono meno conosciuti e meno ricordati. C'è un patrimonio in quel sacrificio che certamente non può essere oggi dimenticato in funzione di esigenze che sono anche degne di considerazione, ma comunque non devono dimenticare quel percorso da cui siamo partiti in un momento in cui il Paese era veramente sotto attacco. No al contropotere giudiziario delle Camere. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lancia una sorta di critica agli sconfinamenti nel campo della magistratura. Adesso voltiamo pagina e dopo i blackout elettrici di questi giorni a Catania gli utenti stanno preparando le loro richieste di risarcimento. Intanto Confconsumatori spiega ai nostri microfoni quali rimborsi spettano agli utenti rimasti privi di servizio. Marco Carli.
Inondati dalle richieste di risarcimento, le associazioni dei consumatori fanno sapere che sono già tantissime le denunce pronte da parte dei cittadini che hanno subito un disservizio nell'erogazione dell'energia elettrica in questi giorni tremendi. Una pioggia di richieste non ancora stimabile definitivamente, perché altre se ne aggiungeranno, visto che i fatti sono purtroppo drammaticamente recenti. Confconsumatori dunque dà l'idea di cosa può succedere adesso. L'indennizzo è dovuto e spetta all'utente per il solo verificarsi del fatto, cioè dell'interruzione del servizio. E la somma è già predeterminata. Diversa la situazione per quanto riguarda il risarcimento dei danni, che sempre secondo Confconsumatori spetta ugualmente, ma va dimostrato. Portiamo un esempio: se è stato danneggiato un elettrodomestico e quindi è necessario ripararlo, la fattura deve essere quanto più analitica nella descrizione dell'intervento effettuato per la riparazione. Se invece l'elettrodomestico è stato irrimediabilmente danneggiato e quindi deve essere sostituito, la fattura di acquisto di quello nuovo è conservare quello vecchio danneggiato. C'è poi la questione degli alimenti andati a male per il mancato funzionamento dei frigoriferi dovuto proprio all'assenza di energia elettrica. Se vi è addirittura la possibilità di reperire gli scontrini del supermercato oppure del macellaio, della pescheria, questo bene. In ogni caso la prova delle foto che si hanno dei generi alimentari prima di buttarli, e questo può essere utile per la prova. In ogni caso bisognerà poi inoltrare una lettera con cui si chiede questo danno e capire cosa risponderà la società. E veniamo al fronte delle tasse. I commercialisti siciliani, infatti, dopo i disagi legati al blackout, avanzano la richiesta di posticipare di un mese ad agosto le scadenze di fine luglio. L'intervista al commercialista, il dottore Cunsolo, è di Angelo Gagliano. Considerate le calamità naturali e non solo, c'è la possibilità che le scadenze prossime legate al pagamento delle tasse possano essere posticipate? Ma noi come commercialisti crediamo veramente di sì, anche perché il nostro Presidente del Consiglio nazionale già ha fatto istanza al Vice Ministro Leo e al Direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, perché nei nostri studi ci sono stati grandi problemi, proprio sia studi in Sicilia sia studi in Lombardia, con le ultime calamità naturali che ci sono stati. E chi sono i soggetti, le persone fisiche, ma anche le aziende che possono chiedere eventualmente una dilazione? Allora, la richiesta è stata fatta un po' per tutti i contribuenti. Consideriamo che la scadenza era il 31 luglio, che era il termine ultimo per il pagamento dell'autoliquidazione dei modelli dichiarativi. La richiesta è di spostare questo termine del 31 luglio alla prima scadenza utile, che in questo momento è il 21 agosto, quindi uno spostamento di 20 giorni per dare la possibilità ai colleghi di completare gli adempimenti e quindi consegnare ai propri clienti, persone fisiche e imprese, il pagamento da effettuare. Per il contribuente comunque si tratta di sommare un doppio pagamento, in sintesi. Certo, perché già il 21 agosto noi ci troviamo a dover pagare l'IVA, per esempio per i trimestrali di aprile, maggio e giugno, o per i mensili dell'IVA di luglio, oltre ai contributi inerenti artigiani e commercianti o i contributi per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, quindi significa un assommarsi a già le scadenze ordinarie. E mentre a Fontanarossa, dunque a Catania, si lavora per tornare alla normalità, non si placano le polemiche sulla gestione dell'emergenza da parte della SAC e sul perché non sia stato tempestivamente attivato il Terminal Morandi, la vecchia aerostazione catanese, per evitare pesanti disagi ai passeggeri che continuano ad essere dirottati sugli altri scali siciliani. Emanuela Corsi. O c'è incapacità o c'è una volontà contraria, perché non si capisce se gli spazi ci sono, per quale motivo non sono stati utilizzati? L'interrogativo nasce durante la puntata odierna di Buongiorno Sicilia, mentre si parla dell'aeroporto di Fontanarossa. In studio ci si chiede come mai non sia stato tempestivamente attivato il Terminal Morandi, per intenderci la vecchia aerostazione catanese. Se avessero aperto immediatamente la stazione Morandi avremmo avuto lo spazio per movimentare tutte queste persone. Vorrei capire perché io, che viaggio spesso, mi sono ritrovato a Trapani, a Comiso, a Catania quando arrivava, voli cancellati. Tutte queste cose non ce le ripaga nessuno. Alla fine noi riterremo responsabile l'aeroporto
e questo porta il conto per l'aeroporto ad almeno una ventina di milioni al giorno. Ancora una volta a finire sotto accusa c'è la gestione dell'emergenza da parte della SAC. Il sindaco di Catania Trantino la definisce una gestione approssimativa della crisi e aggiunge: ci sarà il momento per accertare le responsabilità. Sul sito dell'aeroporto intanto questa è la situazione: tanti voli cancellati o dirottati sugli altri scali siciliani, la maggior parte su Trapani. Secondo il cronoprogramma, il piccolo terminal, cioè la tensostruttura da 500 metri quadrati allestita dall'aeronautica militare, che dovrebbe essere completamente operativa dal 1 di agosto, dovrebbe consentire di aumentare il numero dei voli fino a 14 ogni ora, 7 in arrivo e 7 in partenza. Nel frattempo dalla SAC fanno sapere che proseguono i lavori di bonifica del Terminal A per consentire una pronta riapertura della struttura. Al momento però manca una data certa. Non si può morire di lavoro, il grido d'allarme è di CGIL e UIL per fermare la spirale delle morti bianche. E poi mancano gli ispettori, è impossibile lavorare in condizioni estreme di caldo. Per tutto questo c'è stata una mobilitazione in tutta l'isola con i sit-in nei 9 capoluoghi siciliani. Sentiamo Angelo Gagliano. Non si può morire di lavoro nel 2023. Lo hanno gridato a gran voce i rappresentanti di CGIL e UIL, che hanno promosso sit-in nei 9 capoluoghi della Sicilia ancora scossi dall'emergenza incendi. Sotto la prefettura di Catania si sono dati appuntamento a decine di lavoratori che insieme ai sindacati hanno chiesto un cambio di passo per arginare il fenomeno delle morti bianche, oggi in preoccupante crescita. CGIL e UIL sollecitano sicurezza nei cantieri, nei capannoni, nei campi e in ogni luogo di lavoro. Un documento è stato consegnato al prefetto dai segretari generali etnei delle 2 organizzazioni sindacali, Carmelo De Caudo ed Enza Meri. Vogliamo più sicurezza nei luoghi di lavoro, perché la sicurezza è una speranza per vivere meglio all'interno delle aziende di dove si lavora. In Sicilia non si è fatto niente neanche per i colpi di calore, mentre in Puglia da 3 anni c'è questa legge, quindi chiederei a Schifani di intervenire, perché mi pare che c'è poco interesse e non si può morire di lavoro nel 2023. CGIL e UIL ribadiscono l'allarme per lo shock termico durante lo svolgimento delle attività lavorative in luoghi ove non sia possibile mitigare i rischi connessi alla esposizione al caldo estremo. A tal proposito chiedono l'immediata emanazione di un'ordinanza regionale per la sospensione di tutte le attività dalle 12 alle 16 in caso di allerta ondate di calore, l'attivazione anche di tavoli permanenti territoriali per il monitoraggio e verifica statistica dell'applicazione normativa vigente. Ci occupiamo adesso della nostra programmazione. Oggi all'interno di Sicilia 24 Focus ci occuperemo di emergenza incendi. Ospite di Luca Ciliberti, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, Salvatore Tafaro. Il programma sarà trasmesso anche in diretta sul sito di Telecolor e sulla siciliaweb.it. Per i vostri messaggi potrete naturalmente utilizzare il nostro numero, la nostra linea WhatsApp 342 7455 005. Avrebbero beneficiato del reddito di cittadinanza senza averne diritto. Si tratta di 32 persone individuate dalla Guardia di Finanza di Palermo. La Procura ha emesso un decreto di sequestro preventivo d'urgenza, convalidato dal GIP, per oltre 200.000 euro. Abbiamo visto in questi giorni le immagini di una Catania in ginocchio con migliaia di famiglie stremate dall'assenza di luce e acqua, ma abbiamo anche visto una mobilitazione di aiuti come quelli della Caritas, dove ieri c'è stata una volontaria d'eccezione, la cantante Malika Yan. Eva Spampinato. Ha voluto dare il suo contributo, aiutare, essere vicina ai disagi e alle difficoltà che i catanesi stanno vivendo in questi difficilissimi giorni e che lei stessa ha toccato con mano atterrando a Catania. Malika Yan, una delle voci più belle della musica italiana, avrebbe dovuto presentare in città il suo primo libro, ma per rispetto e sensibilità ha ritenuto opportuno annullare l'evento. E così. E leggendo della disponibilità degli spazi da parte dell'amministrazione comunale alle Ciminiere, che è il primo posto in cui io sono stata a Catania a cantare ormai 15 anni fa, e ho pensato di venire a curiosare sul come la città si rende utile per la città, e quindi inevitabilmente sono capitata qua ed è stato istruttivo, devo dire.
L'artista milanese si è unita ai volontari della Caritas che in questi giorni hanno raddoppiato i loro sforzi per sopperire anche alle esigenze di quanti non avevano acqua e luce in casa e hanno usufruito dei pasti della Caritas diocesana negli spazi delle ciminiere o qui nella mensa di Viale Africa. Non è tanto un pavoneggiarsi perché si fa qualcosa di buono, ma andare a scoprirlo perché più persone possibile possano poi a loro volta fare. Sicuramente non impacchetteranno mai come ho impacchettato io oggi, questo mi dispiace per tutti, però ecco, fare qualcosa a loro volta, non perdere quella speranza, perché potremmo essere noi quelli che si trovano all'improvviso ad aver bisogno di aiuto. In cucina Malika ha contribuito ad impacchettare le porzioni di pasta e pane per quanti ieri, ed erano tanti, hanno trovato un luogo sicuro per consumare la cena in compagnia. Un servizio mensa quotidiano ha il principale obiettivo di intercettare altre forme di povertà tramite un dialogo, tramite la possibilità di potersi sedere e condividere un pasto. La cantautrice è diventata un piccolo amplificatore di generosità e buone notizie. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e torniamo tra poco. Parte di Sicilia 24, la preghiera dopo l'inferno di fuoco di un paio di giorni fa nella Cese. Il parroco di Aci San Filippo ha detto incendio domato dalla potente mano del Signore. Sentiamo Padre Strano. Siamo tutti vivi e questo veramente è un evento per cui rendere grazie al Signore. Un evento che poteva avere effetti ben più disastrosi è stato veramente domato dalla potente mano del Signore. Ecco perché abbiamo avvertito l'esigenza di 2 giorni di preghiera di ringraziamento al Signore, alla Vergine Santissima e al nostro Santo Patrono. Ecco perché sabato pomeriggio il simulacro del nostro Santo Patrono sarà esposto solennemente sull'altare e vi resterà per tutta la domenica fino alla conclusione della giornata, quando sarà portato sul sagrato della Chiesa. Adesso allo spettacolo, intanto con la maledizione di Yasmin che arriva a Catania, questa sera al Teatro Comunale di Nicolosi, il primo spettacolo teatrale del duo comico Matranga e Minafò, è una commedia brillante dove non mancheranno i colpi di scena. Eva Spampinato. Mamma, non ti preoccupare, non mi hanno arrestato perché mi vede nel telegiornale e poi pensa male. Mettete insieme un ladro imbranato, un playboy bugiardo, una statua maledetta e la notte al museo, piena di risate e risvolti comici, è servita. Dopo il debutto trionfale, tutto sold out. Eccolo il nuovo spettacolo di Matranga e Minafò, La maledizione di Jasmine, che stasera va in scena al Teatro Comunale di Nicolosi, Villa Anselmi. Il duo comico porta la commedia teatrale per la prima volta fuori dalla provincia di Palermo. Ci saranno anche dei comici di Sicilia Cabaret che reciteranno con noi in questa bellissima commedia. Quindi vi aspettiamo. Che si chiamano? Chi sono? Si chiamano Claudione Di Giovanni, Dai la Pace e Loredana Scalia. Vi aspettiamo questa sera, numerosissimi, non mancate. Ciao. Vogliamo chiudere questa parte del nostro telegiornale, questa seconda parte, con la grande musica, quella di Zucchero Sugar Fornaciari, il suo grande ritorno ai live e il suo ritorno in Sicilia, sancito ieri dal grande successo nella Valle dei Templi. Vi mostriamo le immagini nel servizio di Davide Sardo. Grande successo ad Agrigento per la prima data siciliana del 2023 del World Wild Tour di Zucchero Sugar Fornaciari. Nella splendida cornice del Teatro della Valle dei Templi a Piano San Gregorio, Zucchero ha dato vita ad un ricco ed energico show di oltre 2 ore e mezza in cui ha divertito ed emozionato il pubblico con i suoi più grandi successi incastonati in una scaletta da brividi. Sold out per la prima del concerto siciliano del cantante reggiano, un pubblico eterogeneo, un incontro tra generazioni, quello che si poteva ammirare in platea e sulle tribunette. Zucchero è un artista internazionale molto bravo. Quale canzone ti piace maggiormente di Zucchero? Ma svariatissime. Baila Morena. Che fa come? Baila, baila Morena, sotto questa luna piena. Baila Morena,
Ad accompagnarlo sul palco una super band internazionale composta tra gli altri da Polo Jones, K. Dyson, Peter Vettese, Mario Scliro e Adriano Molinari. Zucchero sarà in concerto stasera, domani e dopodomani al Teatro Greco di Siracusa, dove anche lì è già sold out. C'è un'altra pausa adesso e poi ci occuperemo di calcio e non solo. Seconda parte del nostro telegiornale, anzi no scusate, siamo all'ultima parte del nostro telegiornale. Dopo quasi una settimana di lavoro il tecnico del Catania Tabbiani fa il punto in attesa dei rinforzi che arriveranno dal mercato, con il ruolo del portiere al momento in primo piano. Marco Carli. Quasi una settimana di lavoro per il Catania, ancora poco per vedere cosa succederà nel futuro, anche perché la rosa, lo sappiamo, va ancora completata, ma già abbastanza per capire come Tabbiani stia già provando a plasmare la sua creatura. E potrebbe avere ancora più tempo, visto l'ipotesi di partenza ritardata del campionato di C. Intanto queste le prime impressioni del tecnico. Tutto positivo, i ragazzi stanno andando forte, si divertono, lavorano con grande intensità e mi rendo conto che abbiamo una squadra con grandissima individualità. Adesso dobbiamo lavorare a mettere il collettivo nell'individualità e penso che ci potremmo divertire. Tabbiani non si sbilancia sul mercato, ha dato delle indicazioni, ma attende gli ultimi rinforzi, sapendo che la società sta lavorando per rendere ancora più competitivo l'organico. Intanto ci sono anche i tifosi che con il loro calore, nonostante le porte chiuse, hanno già conquistato il tecnico. Già l'altra sera sono venuti i ragazzi a salutarci in albergo e tutti i ragazzi filmavano col filmino, molti mi hanno detto mi sono venuti i brividi, e anche a me, anche se ho una certa età, non è che sono proprio un decrepito, però inizio ad avere una certa età, devo dire la verità che mi ha colpito, era un po' che non vivevo determinate sensazioni e mi ha reso orgoglioso di essere qua. In attesa ci sono i colpi che costituiranno l'ossatura dell'11 di partenza, quelli che insieme a Ladinetti andranno a costituire la spina dorsale della squadra. Vicino il portiere Dini, Furlan, c'è anche Del Frate della Pro Sesto, ma attenzione al colpo a sorpresa. In difesa c'è Golemic, che ha però altri pretendenti, si segue Quaini, mentre Marconi ha definito solo voci, quelle relative al Catania. E poi c'è la punta su cui si lavora da tempo, novità attese la prossima settimana. Il Catania Beach Soccer vince 4-2 il derby con il Catania SSD, approda alle semifinali, scudetto in programma sul litorale di Viareggio in Toscana, stracittadina come da pronostico incerta nelle fasi iniziali, in avvio di seconda frazione. Il punteggio è ancora ancorato sull'1-1, ma la squadra del presidente Bosco in maglia scura trova l'allungo decisivo nel finale del tempo. In 4 minuti arrivano 3 gol, la doppietta di Montani e la rete di Farigna. A poco serve la seconda marcatura del Catania SSD, con Udin in semifinale. Ci va il Catania Beach Soccer. E con questo si chiude il nostro telegiornale di oggi. Vi ricordo che l'informazione tornerà su Telecolor alle ore 19 e adesso vi lascio in compagnia del nostro approfondimento del nostro Sicilia 24 Focus. In studio Luca Ciliberti si occuperà del tema degli incendi con il comandante dei Vigili del Fuoco di Catania. A tutti voi, grazie per averci seguito.